Siamo in Italia, un pezzo d'Italia è occupata, le colonne di prigionieri italiani che marciano verso Oriente incrociano le colonne dei tedeschi che vanno avanti, la pancia piena perché si sono fermati a mangiare dappertutto, entusiasti, felici per la vittoria. Quando piove con gli ombrelli aperti, perché le colonne tedesche saccheggiano gli ombrelli nelle case e per un po' marciano riparandosi con l'ombrello fino a quando i loro comandi non decidono che non è una cosa adatta a dei veri uomini e quindi lo proibiscono. I tedeschi incrociano le colonne dei nostri prigionieri e scherzando gli dicono: a Milano, a Milano, stiamo andando a Milano. Poi ogni tanto qualche ufficiale italiano prigioniero si trova a fare due chiacchiere con un ufficiale austriaco che parla italiano, un ufficiale austriaco che magari è di Trieste, e che gli dice, anche questo